Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Battoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.battoscacco.com. Bene, continuiamo le nostre partitine. Che dite? 5 più 5? Ci sarà qualche anima pia che vorrà giocare a 5 più 5? Che è un tempo accettabile. Vediamo un pochettino. Solitamente l'incremento non piace troppo, soprattutto questi tempi così corti. Se proprio non accetteranno 5 più 5, giocheremo a 5 minuti. Male non fa. Cosa fa uno scacchista il sabato sera? Uscire? No. Andare a cena con la ragazza? No. Molto di più. Si gioca a scacchi online fino alle 4 di notte, guadagnando 100 punti e perdendone 200. Allora qui mi sa che non c'è nessuno. Proveremo 5 minuti. Eccolo, subito, trovato subito. Messicano? Yeah. Ok, andiamo subito di cattiveria in codesto modo. E ok, bisognerà agire abbastanza velocemente perché non abbiamo l'incremento, quindi cercheremo di... Ok, struttura assi... tu mi vuoi catturare questo cavallo? Secondo me tu sei uno di quelli che catturerebbe il cavallo, anche se questa mossa non credo sia particolarmente corretta. Donna B6. Donna B6 come la vedi? Come la vedi Christian, donna B6? Non la vedo male. Donna B6, donna B3. Alfiere B4. Non la vedo male onestamente. Onestamente, mossa strana. Ok. Si è indebolito questo cavallo. Adesso possono arrivare idee strane. Posso catturare e andare qui. Temo che lui mi farà presto una 3, ma intanto io faccio quello lì che arrocca, che male non fa mai. Tra l'altro ora c'è questa, ma io posso sempre guadagnare tempo con lo scacco. E ora sono io che ti faccio questa. Faccio questa, cavallo in H4. Forse ti inchiodo alfiere di 3. Vabbè dai, facciamo quello che... Questa qui però. Vabbè, inchiodiamo, meglio così. Ok, lui gioca tranquillo, gioco tranquillo anch'io. Ok, guadagno tempo sullo scacco, come dicevamo, anche se gli ho tolto il suo alfiere cattivo. Non è stata particolarmente bella questa mossa. Tornando indietro non la rifarei, ecco, mettiamola così. Mettiamola così che tornando indietro non la rifarei per nulla. Ok, tu ti prenderai una bellissima casa di questo tipo. Questo cavallo è ancora presto per dartelo. Io riposizionerò il cavallo qui. Ok, andiamoci a prendere ora una bella casa. È il momento. È il momento di prendersi belle case. Tra l'altro questi due cavalli controllano questa di casa. Ok, qui è tutto tranquillo. B5, il tuo cavallo ritorna qui. Cattura, cattura. B5, 5. Posso far uscire la torre. Forse sì, al momento penso sia l'idea migliore. Tu col cavallo puoi andare qui. Mi aspetto questa. E se vengo qui il mio alfiere è intrappolato, quindi così, così. Attacco sulla torre. Vabbè, però ti indebolisci, dai. Sarà mica corretta una mossa di questo tipo? Sarà mica corretta una mossa di questo tipo? E invece era correttissima. Raddoppio le torri. Ok, scoperta sull'alfiere. Grande scopertona sull'alfiere. E ora però posiziono la torre. Ora che tu voglia o no, questa torre la posizioniamo. Posso posizionarla anche qui in effetti. Ok, dai, facciamo così, facciamo qualcosa di più cattivo. Così. Ok, sì, in effetti perdevo il cavallo. Perché? Perché mi faccio fare queste mosse da babbo? Perché? Perché queste mosse da babbo?
perché sono troppo concentrato ad altro. Male, malissimo. Tra l'altro non posso andare qui, devo sbarazzarmi di questo maledettissimo cavallo. Il mio cavallo andrà in D5 dopo che è B6 e tu devi tornare qui e poi ok, vuoi cambiare le donne. È giusta questa mossa che tu vuoi fare, eh? Sai che non sono sicuro che sia corretta, però c'hai molto più tempo di me, quindi potrebbe diventare corretta all'istante. Sto per perdere anche qui. Potrebbe diventare corretta all'istante. G3 non la puoi giocare. Ok, 1 minuto e 30. Mettiamo il turbo. Mettiamo il turbo. Stai attaccando qui, però così non attacchi più. Vai che non la vedi, vai che non la vedi. Dammi la torre. Niente, mato il cavallo. Vabbè, io non è che mi offendo proprio, A offendermi non mi offendo, devo solo mettere il turbo adesso. Che dite? Ce la faccio a mettere il turbo? Bene, bene. Magari abbandona dalla disperazione. Che ne dite? No, secondo me questo è un osso duro. G3 giocherà. Ok, arriva il doppio. Lui vuole giocare sull'inchiodatura, ma arriverà comunque qualcosa di brutto. Arriverà anche questa che è brutta, no? Perdo quello. Facciamo così. Che cosa stavo facendo? Forse devo giocare torre qui. Era più... dava un po' più di speranze. Ok, catturiamo. Va bene. Va bene. Ah, però questa non mi piace. Attenzione che qui prendo il matto del corridoio. Proprio nell'aria. Sai come dici c'è nell'aria il matto del corridoio? È nell'aria. E lui sta sperando proprio in quello, tra l'altro. Non ci sono altre possibilità. Adesso spinge il pedone. Lui spera proprio in quello, guarda, te lo dico subito. Guarda, questo pedone adesso l'ha perso. Cambiamo le torri su, velocissimi anche se per favore non chiedo troppo. Ok. Ah, ok. Va bene. Scacco. Ok, cambiamo un paio di torri. Anzi, cambiamo tutte già che ci siamo. E ora con 26 secondi dovrei in teoria vincere. In pratica è un altro discorso. In pratica è tutto un altro discorso. Ok. Vediamo un po'. Ok. Bravo. Bravo, rimani lì. Non facciamo stallo possibilmente. È andata, è andata, è andata. I 1009 si avvicinano, 0 errori gravi, 0 vittorie mancate, mi piace. L'analizziamo per vedere se possiamo imparare qualcosa di più, c'è sempre qualcosa da imparare e sono certo che avrò perso mille opportunità. Vediamo un po' cosa dice il buon chess.com. Sì, vabbè, lui ha fatto chiaramente quella svista. Mamma mia, 92%, grande, grande, grande. Allora, alfiere F4. Ah, proprio la migliore, ero convinto, che non era una mossa buona, era la migliore. Dovevo giocare alfiere F5. Ok, e lui doveva giocare... Così, questa è stata chiaramente un errore, perché? Perché il cavallo non è più sostenuto. Prima era sostenuto, questo cavallo ora non è più sostenuto, alfiere B4, quindi attaccando subito il cavallo e chiaramente inchiodando. Alfiere, qui devo ritirare la donna, ok, non l'avrei mai fatta ancora. Mi dice sempre di ritirare l'alfiere, sì, perché questo alfiere è troppo importante visto anche la mia struttura pedonale disposta su case chiare.
Io non posso perdere questo alfiere, né per questo cavallo che è al momento inutile, né tantomeno per questo alfiere che è il suo alfiere brutto. Quindi quando poi lo cambio, secondo me, ecco qui infatti si inizia a vedere che il bianco sta meglio. Qui ho sbagliato. E vabbè. E vabbè, cavallo che non l'ho fatta subito, non l'ho fatta ancora, ora l'ho fatta. F5 mi diceva, interessante F5 con idea F4. Torre, manovra di torre, cattura. Ok, mi diceva che forse conveniva prima catturare questo. Vabbè. Ok, sì, qui ho cappellato, qui proprio mi sono totalmente dimenticato di questo cavallo, totalmente, e quindi giustamente sono arrivate cose di questo tipo. Torre qui, lui aveva D5 che era interessante, meno male che non l'ha vista, mi ha dato l'assist di cavallo F6, donna per, e qui sì, lui si è creato questa struttura di pedoni, non so perché, B6, e qui togliendo il cavallo, cavallo D5. Ecco, tra l'altro mi ero reso conto solo ora che questo cavallo in realtà non aveva più dove andare. Quindi ecco perché mi ha dato il cavallo. Forse sperando che io non me ne accorgessi, invece sei stato punito. Ok, C5, ok, 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 va bene qui. Ho perso poi... Va bene, ok, qui sì, forse potevo fare questa. Questa mi dice il computer. Questa. Ah, per vincere così velocemente, per arrivare subito al finale di pedoni. Sì, aveva ragione anche il computer. Sì, io invece immaginavo una roba di questo tipo, oppure la partita è andata così e quindi abbiamo giocato, ho giocato col cavallo. Qui, ok, sì, ho giocato correttamente il finale, sono felice. Sono felice che ho fatto le mosse migliori in questo finale. Solitamente sono una pippa nei finali, invece forse qualcosina ci sto capendo. Bene ragazzi, ottima partita, avanti tutta e andiamo avanti che ci saranno giocatori sempre più micidiali. Forza! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!